I disagi della popolazione locale e dei lavoratori transfrontalieri per la riattivazione dei controlli alla frontiera con la Slovenia. La sindrome italiana e la tristezza e le difficoltà psicologiche delle badanti romene causate dalla lontananza dalle famiglie. Stefan Komandarev, il regista che presenta i traumi, le paure ma anche le speranze della Bulgaria in cerca di futuro. Gli Arbresh, la minoranza linguistica albanese, una comunità storica che lavora per mantenere vive le proprie tradizioni. I romanzi e i racconti di Robert Perisic, scritti che presentano la storia della Croazia dall'antichità a oggi. Era festa, era musica, si ballava, si mangiava, bellissimo, eravamo tutti contenti. Adesso? E adesso di nuove frontiere, anche documenti cercano, dicono. Nemmeno un anno fa la Croazia entrava in Schengen, l'area europea dove persone e merci si muovono liberamente. Era la notte di San Silvestro, cadeva un confine che causava disagi ai circa 2000 transfrontalieri della zona di Buie, soprattutto nel periodo estivo. Ci mettavi anche 3-4 ore, anche di più, per andare a Trieste che è 40 km da qui, meglio più da Milano. Ora la convenzione di Schengen è sospesa a causa di possibili infiltrazioni terroristiche. I controlli ai valichi sono tornati non solo in ingresso in Italia, ma anche entrando in Slovenia. Molti qui appartengono alla comunità degli italiani rimasti in Istria dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra i trasfrontalieri più lavorano a Trieste, tanti in porto o nella sanità, ad esempio. È un fatto un po' increscioso dover dopo un anno ritornare indietro a fare la fila, ad aspettare un quarto d'ora, 20 minuti senza bisogno. Facciamo appello al buon senso, è chiaro che siamo tutti un po' preoccupati, ma ecco, abbiamo la speranza che non sarà una cosa drammatica e soprattutto che questi controlli saranno temporanei, come hanno detto, 10 giorni, al massimo un mese o 2. Al valico di Dragonia tra Slovenia e Croazia, quello di Rabuiese tra Slovenia e Italia, si sono verificati rallentamenti nei primi giorni di applicazione del nuovo regime. Abbiamo fatto l'arrivo, non c'era nessuno, adesso insomma hanno richiuso la confine di nuovo e fanno i controlli. Fa male a un istriano questo? Un pochino. Dai servizi segreti italiani è arrivata un'allerta sulla possibilità che per infiltrarsi in Europa terroristi possano preferire la rotta balcanica al viaggio nel Mediterraneo, contando sulla maggiore probabilità di non essere identificati e su possibili complicità di persone vicine allo jihadismo lungo il percorso. Un rischio sempre esistito ma aumentato con la guerra in Medio Oriente. La sospensione di Schengen è scattata più di 300 volte in passato, spesso però per eventi specifici o per ragioni sanitarie. L'impressione è che ora sia diverso, commentano gli osservatori. Sono una dozzina gli stati che hanno congelato l'accordo simultaneamente e per motivi legati a migranti e sicurezza. L'Italia ha comunicato la sospensione alla Slovenia, che a sua volta ha fatto lo stesso. A causa dei recenti attacchi terroristici in Europa e di quello che succede in Medio Oriente e per decisione del governo sloveno di alzare il livello di allerta, abbiamo deciso di reintrodurre i controlli alla frontiera con la Croazia e l'Ungheria. Una decisione che la Croazia ha dovuto subire. La notizia ha destato malumori a Zagabria, dove il primo ministro Andrej Plenković dovrà a breve affrontare le elezioni. Questa è una situazione che può avvenire, è prevista nel contesto di Schengen e si è già verificata nel passato in più paesi. Bisogna ripetere che si tratta di provvedimenti consentiti e previsti dai regolamenti dei trattati di Schengen, va però sempre rimarcato il loro carattere di provvisorietà. Ansia, apatia, sbalzi d'umore, disagio e sofferenza mentale, disturbi riconducibili alla sindrome Italia.
una forma depressiva associata alle cosiddette badanti, che non esiste in letteratura scientifica ma è ben presente nel discorso mediatico e fra le stesse lavoratrici dell'Est Europa. In Italia le assistenti alla persona sono in maggioranza rumene, 145.000, il 21% del totale, arrivate soprattutto dopo il 2007, dalla data di ingresso della Romania nell'Unione Europea. Ma quali sono le conseguenze, dirette o indirette, di questa emigrazione verso l'Italia, dall'altra parte, al di là della frontiera? I bambini di allora, quelli rimasti indietro, sono diventati grandi e sono protagonisti, al pari di genitori, zii e nonni, di queste famiglie transnazionali. Ho una madre che lavora in Austria. A volte è dura sapere che devo fare le cose da sola. Dipende dai momenti, ma ci si abitua. A Timișoara, città della Romania occidentale, visitiamo un centro di terapia familiare. Prima della rivoluzione del 1989, partita proprio da Timișoara, la psicoterapia praticamente non esisteva in Romania. I ragazzi soffrono di ansia, depressione o difficoltà a mantenere relazioni col partner. Si sono presi cura di se stessi, trovandosi da soli, trovando strategie di sopravvivenza. E quando i genitori tornano è difficile realizzare la perdita di connessione emozionale con i propri figli. Non è raro per la generazione di Nicoletta affrettare l'entrata nel mondo del lavoro, anche per sgravare i genitori di una responsabilità che li ha portati lontano da casa, a una vita di sacrifici. A un centinaio di chilometri da Timișoara, nel comune di Nadrag, incontriamo Seba. Sua moglie è partita per l'Italia 13 anni fa. Quando è andata via, ho iniziato a bere e ho avuto un infarto. Ma davvero è stata una brutta caduta. No, non siamo divorziati, ma lei non vuole ritornare qui. È iniziata ad andare via 3 mesi alla volta. Avevamo problemi di soldi, poi a un certo punto ha smesso di tornare. Importante, secondo gli studiosi, è non evocare rappresentazioni dell'abbandono fatte di vittime e colpevoli. Il contesto è determinante. Tantissimi sono andati all'estero. Germania, Francia, Italia, Spagna. Qui le cose potrebbero cambiare solo se aprissero delle fabbriche. E c'è chi, dopo centinaia di interviste con badanti rumene, soprattutto quelle provenienti da zone rurali e depresse, si è fatta un'idea opposta della cosiddetta sindrome Italia. L'emigrazione diventa per queste donne uno strumento, un vero e proprio strumento di emancipazione e di indipendenza. E quindi con l'emigrazione loro arrivano in un mondo completamente diverso da quello in cui hanno vissuto. Le donne da lei intervistate per un documentario raccontano storie di riscatto. Io qua mi sono aperta mentalmente tantissimo. Anche se non guadagno troppo, è felicità, è armonia. Ciò che resta, qua e là in Romania, sono case vuote, cattedrali nel deserto, sfarzose e incomplete. Gabriel Hamza, fotografo, ne ha immortalato a migliaia in tutto il paese. Le costruiscono quasi tutti i lavoratori migranti. È una maniera di mantenere una connessione con il proprio paese, sono un simbolo di stabilità, un modo di mostrare a tutti uno stato sociale, al di là della propria professione. Le cose importanti nella vita accadono e basta, e a me è successo proprio così. Il cinema è entrato quasi per caso nella vita del regista Stefan Komandarev. Giovane psichiatra infantile nella Bulgaria comunista degli anni '80, un giorno la sua vita cambiò all'improvviso, racconta al Cross Border Film Festival, omaggio a una visione, organizzato a Gorizia, in Nova Gorica, come uno degli appuntamenti in vista della Capitale Europea della Cultura 2025. Nella clinica in cui lavoravo ricevevo della strumentazione video e siccome io ero il più giovane mi chiesero di prenderla e iniziare a lavorarci per realizzare brevi pillole video per gli studenti di medicina. Così ho cominciato a darmi da fare e sono stato, per così dire, infettato dal virus del cinema.
Da allora Komandarev si è fatto interprete intenso di un realismo a tratti feroce che racconta in maniera però autentica tutto ciò che nella transizione dal comunismo alla democrazia non è andato per il verso giusto, le diseguaglianze aumentate, gli ultimi rimasti indietro, gli anziani sempre più soli, come nell'ultimo film Le lezioni di Blaga presentato al Festival del Cinema di Roma. È un film che parla delle truffe agli anziani e più nel profondo di ciò che sta accadendo alle generazioni dei pensionati di oggi in Bulgaria. La generazione dei miei genitori, la generazione che è stata la vittima più grande di questi ultimi 30 anni di transizione dal totalitarismo comunista alla democrazia e all'economia di mercato. La mia diagnosi è che, come società, abbiamo bisogno di cambiamenti, perché nelle strade di Sofia tra l'89 e i primi anni 90, quando crollò il regime e la Bulgaria iniziò la sua transizione, tutti noi giovani che scendevamo nelle strade sognavamo un paese più democratico, sì, ma anche più solidale, capace di fornire ai cittadini uno standard di vita più elevato. La Bulgaria di oggi non è quella che avevamo immaginato. Tra le speranze tradite anche quelle delle tante donne costrette a emigrare per lavorare come colf in Italia, un fenomeno che ha spopolato villaggi come Varšec, la città delle badanti, che Komandarev ha raccontato nell'omonimo film del 2010. Le vittime in questo caso sono i figli di queste donne. Certo, grazie alle rimesse potranno comprarsi jeans di marca e vestiti più belli, ma si ritrovano soli durante l'adolescenza, in uno dei periodi più complicati della vita. In Bulgaria si tratta di un problema sempre più diffuso. Pensate che 1/3 della popolazione ha lasciato il paese negli ultimi 30 anni. Da medico prestato al cinema gli chiediamo qual è la cura da somministrare al paese. Posso solo fare una diagnosi della situazione, sperando che ci sia un dottore, magari un politico capace, che possa somministrarci la cura. L'importante per me è far sì che lo spettatore si ponga delle domande, rifletta su cosa sta accadendo nel nostro paese e si chieda quale sia il proprio posto nel mondo, cosa non funziona o come si potrebbe agire diversamente. Non intendo fornire ricette, preferisco piuttosto porre domande. E se le speranze sono già state tradite una volta, c'è ancora però un buon motivo per continuare la battaglia sociale da dietro la cinepresa. Lo faccio per i miei figli che vivono in Bulgaria. È solo per loro che continuo a fare i film. Ujam Pier Domenico, Cambiet Viec e Ujeva Roma e Janka Ungra. Pier Domenico parla in Arbres. Ha 10 anni, la sua famiglia è di Lungro. Lo spettacolo di un clown nella parrocchia cattolica bizantina di Cosenza è l'occasione per ritrovare gli amici di Firmo o Acquaformosa o San Benedetto Ullano. Con loro condivide l'appartenenza alla comunità Arbres, gli albanesi d'Italia. Solo nella provincia cosentina sono 25 gli insediamenti di questa minoranza etnico-linguistica formata dai discendenti degli albanesi che si stabilirono nell'Italia meridionale a partire dal XV secolo, in seguito alla morte dell'eroe nazionale albanese Giorgio Kastriota Skanderbeg e alla conquista dell'Albania da parte dei turchi ottomani. Oggi in Italia sono circa 100.000. La lingua Arbres è tra quelle tutelate in Italia dalla legge 482 del 99 sulle minoranze linguistiche e alla base della cultura degli italo-albanesi di Calabria, fatta di costumi, tradizioni, usi gelosamente conservati da quasi 5 secoli. Uno scrigno prezioso che trova una sponda ed un sigillo nell'Albania di oggi, come testimoniato dal presidente Bayram Begaj nella sua prima visita in Calabria da capo di Stato. A raccontare l'integrazione degli Arbres nella vita sociale, economica e culturale della Calabria sono 500 anni di storia, dice il presidente della Repubblica albanese. Gli italiani hanno aperto loro le porte e i cuori. L'ospitalità è un valore umano che appartiene ai nostri due paesi. Io ritengo che finora Regione Calabria, con le università e la promozione di scambi turistico-imprenditoriali con l'Albania, si propone oggi come interlocutore forte delle comunità albanofone. Storicamente è stata ed è ancora la fede cristiana a rappresentare il più forte tutore della identificazione etnica degli Arbres.
Dopo 400 anni di cammino, vissuti nell'ambito e nella pienezza della comunione cattolica, hanno avuto il più alto riconoscimento proprio dalla Santa Sede, proprio per la fede cattolica vissuta secondo la tradizione bizantina nelle comunità arbresce. E questo alto riconoscimento è stato l'aver istituito la diocesi o eparchia di Lungro. La lingua è il mezzo che veicola questa cultura. Si tramanda oralmente di padre in figlio in attesa che venga insegnata nelle scuole, ma nella comunità di Cosenza è partito un vero e proprio corso di alfabetizzazione in arbresce. La maggior parte degli arbresce non sa scrivere, non sa leggere, quindi oggi come oggi sentiamo la necessità di superare questa tradizione solo orale e di renderla anche concreta nella capacità di leggere e di scrivere. E così anche Pier Domenico con i suoi compagni potrà conoscere ancora meglio la lingua e la cultura dei suoi antenati. Ma già sa che non è disposto a fare svanire questa storia come una bolla di sapone. Uno scrittore senza schemi, romanzi e racconti che per temi e ritmo si differenziano molto tra di loro. Ogni lavoro curato, cesellato, con periodi limati in ogni dettaglio. Questo è Robert Perisic, uno degli autori più letti oltre Adriatico in Croazia. Perisic si era già presentato al pubblico italiano con Il nostro uomo sul campo. Ora, per i tipi di bottega errante, sono usciti il romanzo I prodigi della città di En e la raccolta di racconti, disastri esistenziali e spese folli. Brevi storie della Croazia degli anni 90 e 2000, segnata dalla guerra e dal passaggio dal comunismo al capitalismo. La guerra ha condizionato pesantemente la nostra vita, è difficile scriverne. All'epoca mi dedicavo alle forme corte, anche per cercare di fotografare un'impressione, un'emozione della guerra e del dopoguerra. È un periodo traumatico per le persone. Ad un tratto però le persone iniziano a convivere con queste paure, le normalizzano, si abituano alla violenza. Sono le stesse situazioni che oggi subiscono le persone in Ucraina o in Israele. La violenza della guerra non si ferma al fronte, in trincea, ma si innerva in tutta la società. Con I prodigi della città di En, Perisic ha raccontato la crisi dell'industria e del progressivo impoverimento delle comunità che si erano formate intorno agli stabilimenti. Il regista Dalibor Matanic ha trasformato il romanzo in una serie televisiva di successo. Da scrittore, Perisic è soddisfatto della trasposizione televisiva del romanzo? Sì, direi che lo sono, anzi sono molto soddisfatto. Trasporre il romanzo in una serie televisiva non è stato facile. La sceneggiatura doveva tenere conto di continui ritorni al passato. Il libro è pieno di queste passeggiate attraverso il tempo e il regista è stato bravo a riproporle. Poi devo essere realista, la storia raccontata in TV ha raggiunto un pubblico immensamente più grande di quello che è successo con il libro. In Croazia l'ultimo romanzo di Perisic, Broza Issu, una nave per Issa, è un successo editoriale. È il racconto della colonizzazione da parte degli antichi greci dell'isola di Lissa, in Dalmazia. Ho avuto l'ispirazione quando ho capito che gli antichi greci che avevano fondato questa colonia a Lissa, l'antica Issa, in realtà non avevano soltanto costruito una città, ma anche cambiato la natura di questi luoghi, introducendo nell'ambiente alcuni animali e vegetali. Ad esempio i gatti, e per questo sulla copertina c'è un gatto. L'archeologia ci spiega come queste azioni dell'uomo hanno determinato non solo la storia, ma anche l'ecologia di un luogo. Per gli antichi greci la cosa importante era la città, che però ora è solo uno scavo archeologico. Quello che è rimasto sono le cose vive che hanno portato a Lissa, come ad esempio le viti o gli ulivi o anche i gatti. Questo è rimasto di quella civiltà.
ali to je opstalo i to je još na zemlji i to je taj trag koji opstaje. La storia dello schiavo Caglia, del suo gatto Mew e dell'asino Micra e del loro viaggio da Siracusa ad Issa proposta da Perisic non è solo un romanzo storico, ma il racconto di come l'uomo ha cambiato l'ecologia del Mediterraneo.